Ed ecco l'elemento sorpresa. Si sbaglia la strada. Il nuraghe non è qua. Il nuraghe è proprio davanti a noi. Quindi sbagliare è essenziale per comprendere e memorizzare definitivamente la ubicazione di qualsiasi posto vogliate raggiungere ed esplorare. Ho faticato 7 camicie per salire in un posto dove non c'è nessun nuraghe, ma solo da questo posto avrei scoperto la sua esatta localizzazione. Lo vedete davanti, quei cumuli di rocce sono il nuraghe. È sicuramente quello il nuraghe, non c'è da sbagliare, è rimasto ben poco, ma la strada fortunatamente è molto più accessibile rispetto a questa. Qua sopra non c'è nessun nuraghe, c'è soltanto parete rocciosa e bosco. Ora dovrò riscendere, non sarà facile perché è molto ripida, dovrò stare molto attento, ma spero di riuscire a trovare un lato meno ripido per poter scendere con calma senza rischiare l'osso del collo. A dopo. E ora mi trovo in questo costolone di roccia. Ora scoprirò se il nuraghe si trova qua sopra. Se non dovessi trovare nulla, allora questo nuraghe non sono riuscito a trovarlo. Sicuramente dove ero prima non c'era, ho esplorato bene attentamente, quindi le cose sono due: se non è qua sopra il nuraghe, o è più in alto dove ero prima, più in alto ancora. In ogni caso, dovunque sia questo nuraghe, hanno sbagliato esattamente la mappa, nella mappa appunto interattiva di NordNet, perché il punto esatto indicato da NordNet non è questo, non è quello. Ho praticamente raggiunto la sommità di questa collinetta rocciosa e il nuraghe non c'è, o se c'è è praticamente distrutto, ma non vedo segni di mura, di cerchie. C'è solo una zona di questa roccia, di quest'area rocciosa, questa collinetta neanche tanto alta, che potrebbe suggerire un insediamento, ma in effetti potrebbe essere anche soltanto l'apparenza. Ci sono qua delle gruppi di roccia che sembrerebbero non messi apposta dalla natura, ma sembrerebbero fatti dall'uomo, ma il condizionale è d'obbligo. Il condizionale è d'obbligo. Ora io mi chiedo, questo nuraghe di Genna Uragi, se non è qui, se non è questo pezzo di roccia rimasta, dove potrebbe essere? Visto che là sopra non c'è, o se c'è è nascosto ed è stato completamente invaso dalla vegetazione e magari non si trova, o non sono stato io bravo a notarlo. Evidentemente è un nuraghe completamente distrutto, tant'è che appunto le varie forestali non lo conosceva, e quindi questo potrebbe far pensare. Adesso mi accingo a salire qua facendo attenzione a non spostare dei massi. Questi massi mi sembrano, non lo so, sembrerebbero non tanto naturali, ma può darsi anche che sia un insediamento anche questo. Vediamo qua sopra, vediamo qua dietro se troviamo qualcosa, anche perché se non è qui e non è di là non si sa dove possa essere, o è più in alto, o forse sulla cima, forse potrebbe essere sulla cima addirittura. Purtroppo non ho il drone con me, quindi non posso scoprirlo, ma nel caso ritornerò e cercherò di arrivare fino in cima, però partirò presto perché ci vuole parecchio. Poi da dove sono passato io è un punto molto scomodo, quindi
evidentemente se quello che io penso è che questo non è il nuraghe e dove sono stato prima non è quello, non è quello il punto dove dovrebbe sorgere il nuraghe, probabilmente è dove io sto inquadrando ora, sopra. È chiaro che se avessi il drone riuscirei a accertarlo, ma purtroppo non ho ancora questo dispositivo che presto spero di potermi comprare. Adesso vedrò un attimino qua sopra e qua dietro se c'è qualcosa. Lì vedo una specie di picco di roccia, non ho capito se sembra naturale, però può darsi anche che si possa trattare di nuraghe. Sa che proverò ad andare lì, visto che ci sono ormai, anche se non è facilissimo l'accesso perché qui da una parte all'altra è ripido, ma voglio verificare se quello è il nuraghe o no, anche se non mi sembrerebbe. Lo scoprirò presto.